dell'emergenza e che lei non riesce a pagare. Se questa macchina lavora, lavorando si paga da sola. Alla vigilia dell'Eurogruppo di domani pomeriggio la Commissione europea dà indicazioni sul MES, non ci saranno controlli supplementari. Allora andiamo subito in diretta a Bruxelles dal corrispondente Gavino Moretti, a te. Sì, è proprio al presidente dell'Eurogruppo Mario Centeno è indirizzata una lettera firmata dai commissari economici Paolo Gentiloni e Valdis Dombrovskis. Questa lettera chiarisce che non ci sarà nessun controllo supplementare per i paesi che decideranno di usufruire dei prestiti previsti dal meccanismo europeo di stabilità. In pratica si conferma che non ci saranno condizioni, vigilanza rafforzata o commissariamento per l'Italia o altri paesi della zona euro che dovessero usare i fondi anticrisi del MES. L'unico monitoraggio riguarderà la destinazione di queste risorse a coprire i costi diretti e indiretti dei sistemi sanitari a causa dell'emergenza Covid-19, mentre scompare definitivamente, anche per il futuro, l'ipotesi di programmi di aggiustamento macroeconomici rispetto ai conti pubblici per i paesi che decideranno di ricorrere a queste linee di credito. Da Bruxelles è tutto, linea a voi. Sull'aumento dei prezzi di alimentari e detergenti durante l'emergenza Covid entra in gioco